fortificati dallo Spirito, vinciamo le seduzioni del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore, tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vistette come un forestiero con poca gente, e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. Parola di Dio. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Lo libererò perché a me si è legato. Io lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che cosa dice Mosè? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano.
Infatti chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Viva l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati Gesù ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vive l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù rispose: sta scritto, Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti: ai suoi angeli dà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. È parola del Signore.
anni nel Giordano Gesù fu condotto dallo Spirito, attenzione, è lo Spirito del Padre, dallo Spirito nel deserto per prepararsi alla missione che il Padre gli aveva affidato. È proprio lì che Gesù fu tentato dal demonio. Così anche Gesù si confronta con la possibilità del male e prende le sue misure. Dobbiamo prendere a serio queste tentazioni di Gesù, perché solo così potremo imparare da lui come si vince il male. Luca intende collegare questa esperienza di Gesù con un'esperienza di Israele nel deserto durante il tempo dell'Esodo. Gesù ripete l'esperienza del suo popolo, ma a differenza di Israele, Gesù alla fine dei suoi 40 giorni uscirà dal deserto pienamente vittorioso. Luca esemplifica in numero di 3 le tentazioni di Gesù. E il lavoro di Luca, quello che Luca ci racconta, non è certo una cronaca di un testimone oculare. Nessuno ha assistito al confronto di Gesù con il demonio. Brano delle tentazioni di Gesù è catechesi, dobbiamo cercare di capirci. È una catechesi degli apostoli, della Chiesa apostolica, che vuole insegnarci come Gesù è stato tentato e come lui ha vinto sempre ogni tentazione. Questi 3 episodi potremmo considerarli la sintesi di tutta la lotta contro il male che anche Gesù ha sostenuto nella sua vita fin sulla croce. Il demonio si presenta a Gesù morente sulla croce e gli dice: se sei il Cristo, il Figlio di Dio, scendi dalla croce e noi ti crederemo. L'ultima grande tentazione. Dopo 40 giorni di digiuno nel deserto, Gesù ebbe fame. Non ci stupisca questo modo di presentarci Gesù. Anche lui fame, avvicina e gli dice: se sei il figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane per te. Gesù risponde: sta scritto che non è solo il pane che serve all'uomo per vivere. Di fronte alla fame Gesù non assolutizza il proprio bisogno e non fa il miracolo che gli sarebbe stato possibile. Se Gesù l'avesse fatto, avrebbe udito un po' il volere del Padre, che lo voleva uomo bisognoso come noi. Condotto sopra un monte, seconda tentazione, diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra e dice: ti darò tutto questo se ti metterai in ginocchio di fronte e mi adorerai. Impossibile. Gesù risponde: adorerai il Signore tuo Dio solamente e a Lui
è la tentazione del potere. La tentazione del potere che tanto ingolosisce il cuore dell'uomo, poter comandare sull'altro. Ce l'abbiamo un po' tutti dentro, questo male. È la malattia dei prepotenti, voler aver potere sul proprio simile. L'autorità legittima invece è dono di Dio alla comunità. Perché? Perché ognuno possa trovare il suo posto e possa anche realizzare se stesso, mentre il potere che impone la sua volontà, pensiamo ai nostri dittatori del momento, come si comportano, con quanta arroganza. Tutto questo è diabolico, anche se fatto in nome di Dio, perché c'è qualcuno che maneggia anche questo argomento. La scelta di Gesù invece è sempre quella del servizio. Lui è venuto, il figlio dell'uomo, è venuto tra noi non per essere servito, ma per servire e dare la vita per molti. E poi l'ultima tentazione, la più insidiosa, perché mette Dio contro l'uomo, l'uomo contro Dio, trasportato sul pinacolo del Tempio. Il demonio dice a Gesù: se sei il figlio di Dio, gettati giù. Dio ha pensato a te, manderà i suoi angeli e tu non inciamperai nella pietra. Gesù risponde: zitto, non metterai a prova il tuo Dio. Gesù non accetta la tentazione del prodigioso e non si sottrae ai limiti derivanti dalla sua natura umana, non impone la sua messianicità con la forza, con un gesto clamoroso che avrebbe potuto mettere in ginocchio tutti. No, non è il cammino di Dio. Gesù si rimette, sentite, interamente nelle mani del Padre e accoglie la sua volontà con totale obbedienza, per cui l'arma con cui Gesù vince le tentazioni è la sottomissione alla parola di Dio, con la quale Gesù costruisce anche lui, come figlio, la sua fedeltà al Padre. Conclusione, miei fratelli, conclusione. Come Gesù dobbiamo imparare a affrontare, a vincere anche noi le nostre tentazioni. Il tempo di Quaresima è un tempo favorevole per fare questo lavoro spirituale, per esercitare questa ginnastica che ci rinnova interiormente e che ci darà come frutto un cuore nuovo, un cuore rinnovato. Così potremo celebrare con gioia, con tutta la Chiesa, il mistero grande della Pasqua di Gesù risorto per noi. Facciamo la professione di fede dicendo il simbolo battesimale, detto anche simbolo degli apostoli, come trovate nel foglietto. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede a destra di Dio Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Fratelli e sorelle, sostenuti dallo Spirito che ci guida nella nostra vita, chiediamo al Padre il genere ascoltere. Le parole dell'Eucaristia siano per la Chiesa la sorgente e la forza per superare le suddezioni del peccato. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. I capi delle nazioni non si chiudano mai al dialogo per la ricerca del dono della pace e dell'uso equo delle risorse del pianeta. Preghiamo. Le associazioni di volontariato svolgano la loro azione verso i deboli e i poveri con entusiasmo, sempre sostenute dall'amore di Dio Padre. Preghiamo. Sull'esempio di Cristo, tentato nel deserto, questo quaresimale ci insegna a operare coraggiose alla luce del Vangelo. Preghiamo. Deponiamo davanti a Dio Padre le nostre preghiere e ti chiediamo di accoglierle per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, di sia il nostro sacrificio, che se oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Si rinnovi, o Signore, la nostra vita con il tuo aiuto, si ispiri sempre più al sacro che santifica
santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Signore, in alto i nostri cuori, che veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere in ogni luogo te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. Noi uniti alla moltitudine degli angeli santi, insieme proclamiamo la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, le persone, tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri della Chiesa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora preghiamo il Padre, ricco in misericordia, perché ci conduca verso la pace. Che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. E rimetti a noi i nostri, come noi li rimettiamo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. La pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Pace. Agnello di Dio, Togli i peccati del mondo. agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per l'eterna. Atto numero
venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera, ti chiamerò e tornerò Gesù con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. Signore, a te beati, tu vita sei ora, sangue tu siam redenti, Gesù Signore Salvatore, ascolta tu tutto puoi, vieni Signor, resta con noi. Preghiamo. Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza, rafforza la carità, insegna la verità di Cristo, pane del
vero e a crederci in ogni parola che esce dalla sua bocca per Cristo nostro Signore. E c'è la benedizione particolare della Quaresima. Scenda, Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione, gli sia donata la salvezza eterna per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Ancora un momento di avvisi. L'associazione AISP, che finanzia la ricerca contro la sclerosi multipla, offre fiori alla porta della chiesa per, come solito, raccogliere fondi. Le offerte raccolte durante le messe saranno devolute interamente alla Caritas per l'aiuto alle persone in bisogno. Mercoledì 12 marzo alle ore 20:30 presso la chiesa di Spirito Santo, Santo Spirito a Ospedaletto, primo incontro di un cammino per comprendere meglio la risurrezione. Percorso aperto a tutti, sarà accompagnato da filmati, immagini, musica. Il 13 marzo, il secondo giovedì del mese, ci sarà l'adorazione in santuario dalle 17 alle 18 e ogni venerdì di Quaresima si celebra la Via Crucis alle ore 18. La messa finita, andiamo in pace. A tutti una buona settimana. 9. Crigno d'amore, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Tu per l'uomo soffristi la morte. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi. Sempre nell'eternità, tu all'uomo donasti la vita, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Anche noi siamo in te. Ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Risorgiamo con te nella vita. Ti loderemo ora e sempre nell'eternità.
Ci troviamo in quello che è il nucleo storico del santuario di Sant'Antonio. Il santo, ministro provinciale del nord Italia, arrivò qui nel 1227 e trovò una comunità di pochi religiosi, la cui presenza è attestata da un documento del 1219, di edificare una chiesa dedicata alla Vergine Maria. Si intravede in un affresco trecentesco, quindi un bel periodo dopo la morte di Sant'Antonio, con la Vergine Maria che è intenta allo studio della parola di Dio e che è visitata da un angelo. Naturalmente la chiesetta doveva essere ben più alta perché si intravede solamente il fondo inferiore della tunica dell'angelo, ma non abbiamo disegni che riportino com'era in origine. Si può notare un cartiglio con una scritta. Bisogna pensare che l'affresco venne alla luce dopo il terremoto del 1976, quindi quella scritta molto antica iniziava comunque a sbiadire e i frati fecero scolpire una lapide nel Cinquecento che riportava ciò che era scritto sull'affresco. Questa lapide parla di come Messer Antonio da Padova fece edificare questa cappella a onore della gloriosa Vergine Maria delle Grazie. Al giorno d'oggi, se si introduce un termine qualsiasi, attraverso i social, i mezzi di comunicazione, questa idea, questo neologismo viene comunicato quasi istantaneamente in tutto il mondo, non così naturalmente nel Medioevo. Quindi alcuni storici propendono per l'ipotesi che la Chiesa fosse dedicata all'annuncio dell'angelo a Maria, cosa che invece non è reale. Gli storici dicono che il titolo di Santa Maria delle Grazie si affermò nel 1600, ma è probabile che sia nato proprio da questa cappella e naturalmente con le difficoltà di spostamento, di comunicazione dei tempi, si è arrivato ad avere una buona diffusione solo verso il 1600. Sant'Antonio affermò, e questo è stato riportato in un libro, che chi devotamente visiterà questa cappella avrà ogni grazia dalla Vergine delle Grazie. La cella di Sant'Antonio fu edificata per volere di alcuni cittadini di Gemona, esattamente sul luogo in cui visse Sant'Antonio qui. Potete vedere la situazione attuale dopo l'incendio che nel 1902 portò dei danni. Vediamo questo trittico, il Beato Dorico da Pordenone, la Vergine degli Angeli e il Beato Luca Belludi. Si possono osservare le mura costruite da muratori esperti con dei mattoni inframmezzati alle pietre secondo un disegno geometrico ben preciso. Questo insieme di materiali diversi permetteva una notevole elasticità alla costruzione e il terremoto del 1976 portò dei danni molto lievi. Sulla lapide trecentesca si può osservare il nome di coloro che offrirono del denaro perché in questo luogo fosse edificata la cappella dedicata a Sant'Antonio. La statua ha una storia molto particolare.
legata proprio a un miracolo che è successo qui nel santuario. Nell'agosto del 1818 il giglio di pezza che aveva in mano Sant'Antonio improvvisamente cominciò a profumare di giglio e la cosa durò per parecchi mesi, quando sappiamo benissimo che di solito i gigli rimangono solo nel mese di giugno e per di più in quell'epoca là non esisteva nessun metodo per farli durare più a lungo. Per Laundì, pagina 20.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, preghiamo perché le famiglie divise possano trovare nel perdono la guarigione delle loro ferite, riscoprendo anche nelle loro differenze la ricchezza reciproca. Preghiamo per le situazioni di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Risana, Signore, le ferite di tutti coloro che, impotenti, hanno subito violenze e abusi e fa che ogni casa diventi un luogo di rispetto, amore e comunione. Perché come Maria rileggiamo ogni avvenimento della nostra vita alla luce della provvidenza e della volontà di Dio. O Padre, che hai voluto Maria Santissima ai piedi della croce, unita al sacrificio di tuo Figlio, per sua intercessione, fa che portiamo in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto, e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Maria, Madre della Carità, ai piedi della croce, prega per noi. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Nella Santa Assemblea o nel segreto dell'anima, prostriamoci e imploriamo la divina clemenza. Dall'ira del giudizio, liberaci, o Padre buono, non togliere ai tuoi figli il segno della tua gloria. Ricorda che ci plasmasti col soffio del tuo spirito, siam tua vigna, tuo popolo,
e opera delle tue mani. Perdona i nostri errori, sana le nostre ferite, guidaci con la tua grazia alla vittoria pasquale. Sia lode al Padre Altissimo, al Figlio e al Santo Spirito, come era nel principio, ora e nei secoli eterni. Amen. Per tutta la vita, Signore, voglio benedirti, nel tuo nome alzerò le mie mani. O Dio, tu sei il mio Dio, l'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne, come terra deserta arida senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza, la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto